lavorando, pedalando tutto in qualche modo per riuscire ad arrivare più là. Manca poco al traguardo, manca l'ultimo sforzo, poi domani chissà. E intanto gira e va, gira, e chi ci fermerà? Presso il ristorante Chiocchiò ad Altena si presentano le squadre per la stagione 2011 della società sportiva Guazzolini Coratti Altena, una formazione davvero di livello nazionale per quanto riguarda il ciclismo qui nella regione Lazio. Il punto di riferimento per questa regione nel ciclismo, una società che si impegna davvero a 360 gradi partendo dai bambini ed arrivando fino alla categoria juniores, categoria dove quest'anno ha davvero dei punti di riferimento importanti. Basta citare i nomi di Valerio Conti e Simone Sterbini, due degli atleti che probabilmente saranno grandi protagonisti quest'anno a livello nazionale e internazionale, probabilmente anche con la maglia azzurra, come testimonia la presenza quest'oggi qui del commissario tecnico della nazionale Rino De Candido. Davvero tutto organizzato alla perfezione, il presidente Coratti, il figlio Simone Coratti, team manager, tutti si sono dati da fare per questa grande presentazione. Andiamo ad ascoltare le interviste che abbiamo realizzato quest'oggi. Stefano Pierini del progetto Sicurezza, uno dei partner della Guazzolini Coratti, una formazione importante, il vostro impegno nel ciclismo a fianco di uno dei team più importanti a livello nazionale. Sì, conosco Umberto da diverso tempo, ho corso con lui quando ero piccolo, continuo a praticare ciclismo e mi fa piacere appunto aiutarlo in questa situazione. Ecco, invece il vostro impegno nel mondo del lavoro in cosa consiste? Costruiamo strutture corazzate, ciò che riguarda la sicurezza passiva per le case, inferriate, persiane, porte blindate. Ci occupiamo sia della progettazione che dell'installazione e chiaramente costruzione. Mario Pagliarini per Pagliarini Rappresentanze, un altro dei partner di questa corazzata ASD Guazzolini Coratti. Davvero un piacere per voi essere al fianco di una squadra importante così, che copre tutte le categorie agonistiche, davvero dai bambini fino agli juniores. Perché diamo una mano ai ragazzi a farli crescere e li togliamo anche dalla strada, dedicandosi allo sport, e noi gli stiamo vicino. Ecco, ovviamente quando si parla di Guazzolini Coratti si parla anche di un'amicizia che credo lega la sua persona con tutta la famiglia Coratti, che davvero si impegna molto in questa avventura del ciclismo. Con Umberto ci conosciamo da oltre 40 anni, diciamo che facevamo le scuole assieme, e questo percorso che a lui piace, diciamo, andare avanti sullo sport eccetera eccetera, sono anni che gli do una mano anch'io. Rino De Candido, commissario tecnico della Nazionale Juniores, categoria in cui la Guazzolini Coratti è sicuramente un punto di riferimento quest'anno, una formazione davvero all'avanguardia. Ma certamente la Guazzolini Coratti che ha degli elementi di spicco sicuramente anche per la nazionale. Ne cito due che l'anno scorso sono stati già in nazionale, sono Sterbini e Conti. Io penso che se continuano nel miglioramento come hanno fatto fino adesso, seguiti da una grossa società e dagli ottimi direttori sportivi, sicuramente quest'anno saranno pronti per la nazionale e fare dei buoni risultati a livello internazionale. Ecco, quest'anno gli appuntamenti principi sono sicuramente il campionato europeo che si disputa in Italia sul medesimo percorso che ha visto lo scorso anno il campionato del mondo ad Offida e il campionato del mondo. Allora, come percorsi, il campionato europeo sarà un percorso impegnativo, il campionato del mondo sarà forse più agevole, però con diverse insidie. Ma certamente l'europeo lo svolgiamo in Italia dove abbiamo fatto l'anno scorso i mondiali, c'è addirittura un giro in più rispetto all'anno scorso, pertanto diventa ancora più duro. Diciamo che ci vuole gente che sappia andare in percorsi duri e che sappia difendersi in salita. Io penso che potremo far sicuramente bene perché c'è un grosso lotto di ragazzini che stanno pedalando molto bene. Per il mondiale invece il discorso cambia perché non ha grosse difficoltà e io presumo che ci sia un bel arrivo in volata con un folto gruppo di corridori, pertanto cercheremo di fare la squadra in prospettiva un arrivo in volata. Quindi diciamo che la citata in precedenza Sterbini e Conti sarebbero in un'ottica forse più verso il campionato europeo? Ma dalle caratteristiche che hanno, in particolare Conti, sicuramente il campionato europeo sarà, io penso che sia alla sua portata.
Sterbini anche se so che vanno bene a cronometro. Dopo comunque con l'andare della stagione valuteremo bene, ma io penso che sono due elementi che sicuramente sapranno farsi valere al campionato europeo. Davide Iacomini ed Aldo Delle Scese guideranno la formazione allievi. Dopo lo scorso anno con tanti piazzamenti mancata solo la vittoria, quest'anno un gruppo nuovo e ci sono risultati da attendere. Aldo? Sicuramente sì, l'anno scorso una vittoria soltanto, molti piazzamenti con Andreozzi, anzi colgo l'occasione per salutarlo perché è passato in un'altra società. Quest'anno la stagione diciamo che è iniziata bene, abbiamo vinto 5 gare più il titolo regionale di ciclocross e speriamo di ripeterci bene su strada. Davide, chi in questi primi scorci di stagione, anche nella stagione di ciclocross, quali sono i ragazzi che vedi più pimpanti? Sicuramente Pizzo. Io quest'anno do una mano ad Aldo negli allievi, l'anno scorso allenavo gli esordienti. Abbiamo 2 ragazzi vincenti che porto io, l'anno scorso hanno vinto e si sono piazzati sempre bene, soprattutto in salita. Sono 2 cavalli di razza veramente in salita e mi attendo molto da loro insieme anche a Pizzo che ha seguito lui l'anno scorso. I nomi sono Miat, Pizzo Francesco e Pizzo Emanuele. Poi anche gli altri ragazzi hanno fatto piazzamenti secondi, terzi posti, gente di valore in cui ci attendiamo molto. Umberto Coratti, presidente della Guazzolini Coratti, una corazzata del ciclismo laziale dai bambini agli juniores, è questa la vostra forza? Sì, questa io ho sempre, da quando faccio ciclismo, ho sempre avuto dai giovanissimi agli juniores. Oltre ai juniores ho fatto anche un par d'anni dilettanti, però a livello economico non siamo noi a portata del Lazio, non è portata insomma. Insomma una formazione che davvero a livello laziale copre tutte le categorie e soprattutto nella squadra juniores ci sono davvero dei ragazzi che quest'anno possono davvero togliervi delle ottime soddisfazioni dopo che lo scorso anno è arrivato anche il titolo italiano a cronometro. Sì, noi l'anno scorso, nel 2010, abbiamo fatto una bella stagione, col titolo italiano a cronometro. Abbiamo vinto 12-13 corse juniors, poi un paio di allievi e un paio di esordienti. Quest'anno con la squadra juniors che ho 2 ragazzi, tutti bravini, però ho 2 ragazzi a massimo livello. Come vedendo che la Vanci è smesso, la Rimoro è smesso, l'unica società adesso che ha dei ragazzi validi saremo noi, insomma, ecco. Senti Umberto, la Guazzolini Coratti vive anche grazie al sostegno di tanti amici che ti sono vicino da tantissimi anni. Un ringraziamento va a tutti gli sponsor che vi sostengono. Sì, infatti senza di loro non credo che la farei da solo. Insomma, ecco. Fino a 10 anni fa l'ho fatta, io e Guazzolino. Adesso purtroppo Guazzolino a livello economico non è che sta male, però non dà più appoggio e grazie agli sponsor, amici miei, riusciamo a fare quello che facciamo. Insomma, ecco. Angelo Calisciotti, presidente del Comitato Regionale del Lazio, e quest'oggi inauguriamo la stagione di uno davvero dei mattoni fondativi del Comitato Regionale del Lazio, perché la Guazzolini Coratti è una società davvero a 360 gradi, dai bambini agli juniores, un impegno su tutte le categorie e questo davvero deve essere dato atto a tutto lo staff del presidente Coratti. Sì, è vero, hai ragione. Questa società che è storica, è una delle più vecchie del Comitato regionale, fa un'attività meritevole, appunto a 360 gradi con tutta l'attività giovanile, dagli esordienti ai giovanili, no, i giovanissimi forse quest'anno ne faranno a meno, però ecco, è molto importante il lavoro che loro fanno ed è meritevole perché ottengono anche degli ottimi risultati, non soltanto come qualità, come quantità di attività fatte e di corridori tesserati, ma anche come qualità, sono degli ottimi atleti, alcuni sono anche nel giro della nazionale, credo che già dal selezionatore sia stato già detto, quindi ecco danno veramente importanza e lustro al Comitato regionale laziale. E per lo scorso anno per il Comitato Regionale Laziale la grande soddisfazione della maglia tricolore proprio portata da un atleta in casacca Guazzolini Coratti. Beh, sono soddisfazioni queste che noi non possiamo dimenticare. Il Lazio nel suo piccolo, pur essendo un comitato regionale che non ha grandi numeri come le grandi regioni del nord, però ci attestiamo in una buona posizione, abbiamo un'ottima attività, abbiamo degli ottimi atleti, ogni tanto vinciamo anche qualche maglia tricolore, abbiamo, se non proprio
nelle attività nelle specialità agonistiche, ma anche nei fuoristrada, nelle categorie cicloamatoriali abbiamo anche dei titoli mondiali, quindi diciamo che è un comitato regionale che si difende molto bene. Le società fanno un'ottima attività, ci sono ottimi preparatori, bravissimi dirigenti e io di questo ne sono molto soddisfatto e per questo li ringrazio e gli dico di tenere duro, di andare avanti, perché i momenti sono difficili per tutti, in particolare per il ciclismo. I soldi sono sempre di meno e quindi dobbiamo difenderci e ci stiamo riuscendo abbastanza bene. Luigi Sgarbozza per celebrare una grande realtà del ciclismo laziale, la Guazzolini Coratti, una formazione davvero da prendere ad esempio. Beh, direi che è una bellissima realtà questa per il ciclismo laziale, perché è un gruppo sportivo da anni che sta sulla breccia, noi non siamo fortunati come voi che siete in Toscana dove ci sono tantissimi sponsor e devo dire che questa società ha fatto i passi da gigante. Poi la seguo con simpatia questa squadra perché ci fa parte un ragazzino che ammiro tanto, sono amico del padre, tra l'altro un ex corridore, Franco Conti, vincitore di un Giro d'Italia dei dilettanti, ottimo professionista, e lo zio Noè Conti, che è stato un gregario di Coppi, è stato mio direttore sportivo da dilettante. Beh, vedo questo ragazzino molto preso, molto dotato, con grande futuro secondo me. È chiaro che io cerco sempre di dirgli di fare le cose con calma, perché a volte la troppa pressione che c'è intorno a questi ragazzi ancora prematuri per certi sforzi sono negativi. Dino De Candido ci ha detto proprio a proposito di Valerio Conti che potrebbe essere un corridore adatto al campionato europeo di Offida, e per Lazio, che lo scorso anno ha conquistato nella Juniores la maglia tricolore a cronometro, è una spinta in più ancora. Sì, per me lo era anche lo scorso anno nei mondiali che ci sono stati a Offida, ma forse ha fatto meglio così il commissario tecnico a non convocarlo, dal momento che era il primo anno in questa categoria. È giusto che devono crescere lentamente senza fare grossi sforzi, ma io in questo ragazzo prevedo un grande futuro anche nelle categorie superiori, negli under 23, nei professionisti, perché lo vedo un corridore completo, un corridore, lo osservo spesso, si allena con me chiaramente quando va piano, non quando fa gli allenamenti specifici, e lo vedo che un ragazzino così brillante, solare, ascolta i consigli però poi fa di testa sua, e lo vedo anche con grandi margini di miglioramento come il suo compagno di squadra Simone Sterbini. Tra l'altro sono diretti da un mio amico Antonio Fradusco, il quale agli anni miei, quindi ci siamo allenati insieme tantissimo da dilettante. Lui non è passato professionista perché è stato sfortunato, ma era un ragazzo fortissimo da dilettante. Stefano Pirazzi, che anche se ciclisticamente non è cresciuto nella Guazzolini Coratti, però una parte della tua carriera giovanile è qui, e con Pierluigi Terrinoni che ti ha assistito sin dalle prime pedalate fino poi al passaggio nella categoria Under 23. Ecco, cosa dici a questi ragazzi che nella categoria juniores hanno Terrinoni come direttore sportivo? Cosa ti ha insegnato una persona come lui? Sicuramente mi ha insegnato il sacrificio che ci vuole per affrontare questo sport, e grazie a lui sono riuscito a mettermi in mostra dalle categorie giovanili, dagli allievi ai juniores. Questo mi ha permesso poi di trovare un'ottima squadra nel mondo dilettantistico, di continuare a crescere e di arrivare al professionismo. Ancora oggi ho lui con cui mi segue e cerchiamo di migliorare anno dopo anno per arrivare a grandi obiettivi. Ecco, sia Pierluigi che la tua ex presidente Silvana mi chiedono cosa hai mangiato ieri sera. Ieri sera abbiamo fatto un ritrovo come vecchi tempi, abbiamo mangiato del cinghiale. Fa bene andare in bici il cinghiale oppure? Non fa bene, però in certe occasioni quando ci ritroviamo insieme diamo uno strappo alla regola. Mette allegria, diciamo. Sì, ci vuole anche quello. Giuseppe Di Fresco per il gruppo sportivo Mastro Marco, perché c'è un legame che lega la Mastro Marco e la Guazzolini Coratti. Un legame che fa di questa formazione laziale il vivaio della vostra formazione elite d'Under 23. Tanti ragazzi che hanno militato in questa società laziale adesso sono con voi. Ecco, alcuni di questi, e mi balza subito alla mente un nome, Bernardinetti, lo scorso anno, al primo anno, hanno ottenuto ottimi risultati. Quindi anche il prossimo anno probabilmente vi attingerete ancora da questo bel vivaio. Sì, noi è 3 anni che collaboriamo con la Guazzolini Coratti, è il nostro vivaio ufficiale, e onestamente devo dirgli grazie perché
sia la famiglia Coratti e i due tecnici ci danno dei ragazzi validi che sanno fare bene questo mestiere. L'hanno già dimostrato, come hai detto te, Bernardinetti già al primo anno dilettante, ma anche come Roberti che ha vinto la maglia a punti al Giro delle Peschettarine, un ragazzo combattente. Sono dei ragazzi validi che sicuramente sarà il nostro futuro per quanto riguarda la nostra squadra. Quest'anno ne abbiamo ripresi altri 3, tra cui il campione italiano a crono, Sterbini. Penso che è un bel serbatoio dove pescare. Ecco Giuseppe, la vostra è una società che punta molto sui giovani. Sterbini, ex campione italiano, Luca Wackerman, ex campione europeo. Adesso ti rubo 2 battute sulla stagione che ormai tra qualche settimana inizia. Cosa ti aspetti? Ma guarda, io ho fatto un investimento sui giovani, come hai detto te. Abbiamo preso ben 8 juniores, c'è tra i nomi che hai detto te, in più c'è anche il fratello di Nibali che non è male, c'è Analfino, insomma sono tutti ragazzi che nella categoria juniores hanno fatto bene. Io mi aspetto una bella stagione, certo eguagliare la stagione 2010 non è facile, perché ritrovare corridore come Monsalve, che ha dimostrato già anche nei prof di che pasta è fatto, come Santoro, non è facile, però mi è rimasto Mammini, campione italiano a crono, è inserito nel progetto olimpionico per quanto riguarda il cronometro. Ho preso un ragazzo dalla Zalf che è Cecchinel, sono 2 o 3 ragazzi maturi, anche Gallicani, che sicuramente faranno da chioccia per questi ragazzi giovani, e come tutti gli anni penso che riusciremo a risolvere la stagione al meglio dei modi. Mario Valentini, commissario tecnico del Nazionale Paralimpica, è quest'oggi qui perché si presenta la Guazzolini Coratti, una formazione davvero, lo dicevamo in prima anche con gli altri ospiti, una pietra miliare del ciclismo laziale. Beh, io conosco il presidente, però prima di iniziare sulla società vorrei dire 2 cose. Prima un augurio a Alfredo Martini, perché 18 compie 90 anni, io lo chiamo papà, tutti lo chiamiamo papà. Ho saputo che l'influenza l'ha ridotto un po' male, ma lui è uno che ha la forza per reagire. La seconda, devo annunciare, me l'hanno comunicato 1 minuto fa, purtroppo è morto un grosso personaggio del ciclismo laziale, Mario Bellotti, che è stato vicepresidente del comitato, ma è stato un grande giudice di gara insieme al figlio, e questo credo che sia un momento particolare perché è stato un grosso personaggio. Per quanto riguarda la squadra, la Coratti è una squadra fatta di amici, di un presidente che ci conosciamo ormai da 20 anni, di un figlio che ha la passione, ed è l'unica società di un certo livello che è rimasta nel Lazio. Io gli auguro veramente, anche perché uno dei pilastri della squadra si chiama Conti viene dall'Umbria come sono io, abitavamo a 500 metri insieme allo zio Noè, al papà Franco, e credo che sarà un ragazzo molto interessante. Ecco, parliamo un po' anche dell'attività paralimpica, perché ormai sono alle soglie mondiali. Ecco, come ci avviciniamo a questo appuntamento così importante? La federazione ci sta seguendo in un modo particolare. Il CIP è quello che ci dà i soldi, la federazione la gestisce, la federazione a livello è una federazione professionale, pertanto io ci sono stato 12 anni prima. Abbiamo fatto già 2-3 collegiali, ne facciamo uno il 17, però i corridori seguiti nell'Orde da Roberto Chiappa vanno anche in periodi che non è il raduno collegiale, e poi l'affrontiamo con una grande determinazione, ma anche se abbiamo vinto 10 mondiali negli ultimi 2 anni su strada, in pista in questo momento non siamo abbastanza competitivi, però lotteremo per vincere. E poi la pista, diciamocelo, adesso da quest'anno che abbiamo un gioiello a Montichiari dobbiamo sfruttarlo. Una bella pista, io ho visto le piste di tutto il mondo, una pista gestita da 6 fratelli eccezionali, da un sindaco, un vice sindaco che ci seguono. Ho letto oggi, questa mattina sulla Gazzetta, che faranno la 6 giorni, e questo sarebbe una bella pietra miliare, un inizio per fare in modo che i corridori italiani possano competere con gli altri. Ne abbiamo parlato, ne hanno parlato un po' tutti, sono i grandi attesi, le grandi promesse per la stagione 2011, Simone Sterbini e Valerio Conti. Partiamo da Simone, una stagione interessante la tua, hai dimostrato in salita di essere uno degli atleti a livello nazionale, però quello che è mancato un po' l'anno scorso è stata un po' la lettura di corsa, forse ancora bisogno di maturare quest'anno, nel 2011, cosa ti aspetti?
Beh, hai davvero ragione, perché la lettura di corsa un po' mi è mancata quest'anno. Magari forse è mancato un po' di esperienza, non lo so, perché sono 3 anni che corro. Però quest'anno sono sicuro che sarà una bella annata per tutti. Cercheremo di dare il meglio in tutte le gare, perché le gare sono molto importanti, quasi tutte, quindi cercheremo di fare il nostro meglio. Siamo una bella squadra, molto forti, e vediamo un po' come andrà. Valerio Conti invece lo scorso anno ha ottenuto importanti affermazioni, è mancata la maglia azzurra, c'è stato anche un po' di rammarico, però c'è da rifarsi quest'anno, c'è il campionato europeo ad Offida, un percorso che ti si addice a te che sei uno scattista veloce. Sì, c'è stato un po' di rammarico per l'anno scorso per non aver fatto il mondiale. Stanno sullo stesso percorso, c'è l'europeo, cercherò sicuramente di entrare in nazionale e fare bene in quella corsa e cercherò di stare in forma nel periodo di maggio-giugno e niente, voglio vincere più gare possibili, aiutare il mio compagno Simone e dobbiamo con la forza, con l'unione fare la nostra forza. Sono 2 dei protagonisti più attesi della categoria allievi per quanto riguarda la Guazzolini Coratti, Andrea Miat e Emanuele Pizzo. Miat, primo anno nella categoria, dopo una vittoria lo scorso anno, però una stagione interessante per te, quest'anno cosa ti aspetti? Beh, speriamo che vada bene, quest'anno cercherò di fare alcune vittorie, di andare bene, di piazzarmi soprattutto, e cercherò di fare delle vittorie se ci riesco. Invece Emanuele già al secondo anno nella categoria, dopo una prima esperienza lo scorso anno che hai potuto diciamo un po' conoscere la categoria, quest'anno cosa ti aspetti? Sì, quest'anno mi aspetto di fare bene, pure perché l'altro anno mi sentivo un po' frenato perché dovevo lavorare naturalmente per i compagni di squadra di secondo anno e quindi quest'anno che appartengo io alla categoria maggiore spero di fare bene e non deludere il mio direttore sportivo e la squadra. Siamo con Mauro Antonio Pirone, il presidente del comitato provinciale di Roma della Federazione Ciclistica Italiana. Questa è davvero un fiore all'occhiello per il comitato, una formazione che davvero copre, lo dicevamo anche in precedenza, a 360 gradi il ciclismo giovanile, dai bambini fino agli juniores. Davvero che Coratti ci mette il cuore in questa attività. Sicuramente sì, Coratti, Umberto e Simone il figlio per questa società da anni, è una società storica a Roma per l'attività che svolgono, dall'attività giovanile all'attività agonistica, e sono stati sempre ad altissimo livello, il massimo impegno, la massima professionalità, perché poi si sono avvalsi sempre di tecnici altamente qualificati, ragazzi veramente di valore sia dai giovanissimi agli agonisti, poi ai juniores. Quest'anno, l'anno scorso Sterbini, Valerio Conti, 2 ottimi atleti, e il Comitato Provinciale di Roma ne è orgogliosissimo di questa società per l'attività e per l'impegno che fa da anni nel ciclismo a Roma e nella provincia. Lo scorso anno è nata una collaborazione, qui abbiamo Livio Pincarelli del gruppo sportivo Attena, perché lo scorso anno è nata la collaborazione con la Guazzolini Coratti. Avete unito le forze per cercare di ottenere ancora di più, ancora più risultati, ancora più soprattutto ragazzi che si avviano allo sport del ciclismo, perché il vostro impegno va davvero, lo dicevamo, l'abbiamo detto un po' con tutti, è stata un po' il filo conduttore. La Guazzolini Coratti con la collaborazione dell'Attena riesce a coprire le categorie più importanti del ciclismo giovanile. Ecco, lo scorso anno come ha scaturito questa collaborazione con Coratti e la sua formazione? Tra me e il presidente Coratti è scaturita che io mi ritengo una persona appassionata e Coratti anche, perché Coratti si vede che sono 20 anni, 30 anni che noi siamo in mezzo al ciclismo. Io ho corso anche da qualche gara da ragazzo, stavo sempre in mezzo allo sport, ho iniziato con i giovanissimi, ho fatto gli allievi, gli juniors, e abbiamo fatto anche noi parecchi risultati, decine di corse organizzate qui ad Artena. La gara che facciamo noi, che arriva proprio qui al Santuario Madonna delle Grazie, che si svolge qui il 3 aprile, che questa è una classica che speriamo di vincerla, l'11° trofeo Passa a Bortolo, che il primo trofeo fu vinto proprio da noi, da un nostro corridore,
è una grossa soddisfazione quando un corridore di una società ripaga tutti gli sforzi che si fanno per fare una manifestazione. E niente, ecco, come ha detto lei, quando le forze si uniscono ci sono i risultati. Ci sono i risultati che con Juniores dell'anno scorso è stata una delle migliori società d'Italia. Io ho seguito Valerio Conti, ho seguito Sterbini, ho seguito questi altri corridori, mi hanno veramente impressionato. Basta pensare che Valerio Conti con una corsa alla Nubio con 2 km di salita ha preso 1 minuto, proprio sono rimasto come sportivo, come appassionato di ciclismo, sono rimasto stupefatto. E niente, ecco, speriamo che anche quest'anno ci confrontiamo con le grosse squadre del resto della penisola, diciamo, dell'Italia. Speriamo bene, speriamo che questi ragazzi, io sono sicuro che 2 o 3 di questi ragazzi ne sentiranno parlare. Io voglio ringraziare tutti i direttori sportivi. Noi qui con Coratti abbiamo 3 direttori sportivi dei migliori della zona, con Fradusco, Terinoni e Delicese. Penso che sono i migliori della zona, pertanto questi qua, sia Valerio Agnoli sia Pirazzi, vengono proprio da queste scuole, da questi nostri direttori sportivi. Voglio ringraziare che purtroppo ci sono sempre difficoltà con i sponsor. Io voglio ringraziare l'assessore provinciale che era qui con noi, Emilio Latini, voglio ringraziare il sindaco di Artena, il dottor Laurenzi, che ci ha dato una mano, che c'è stato un periodo critico, diciamo, per gli sponsor e abbiamo risolto con queste persone che ci stanno sempre vicino. Ecco, speriamo bene, stiamo sempre con il ciclismo. Il terzetto a guida della formazione Juniores: Antonio Fratusco, Pierluigi Terinoni e Claudio Monticelli. Questo terzetto che si compone di 2 tecnici laziali e poi l'apporto toscano di Claudio Monticelli, che deriva un po' dal passato e dall'unione che è nata nel corso degli anni proprio tra Terinoni e Monticelli. Partiamo da Fratusco, perché quest'anno ci aspetta una bella stagione sugli Juniores. C'è un bel gruppo di ragazzi che passano secondo anno e che possono fare molto bene, e anche dei ragazzi primo anni che si affacciano a una nuova categoria. Sì, speriamo di sì, che le promesse vengano mantenute. Abbiamo 4 secondo anno che ci contiamo molto. È un grosso gruppo di primo anno che segue in particolare il mio amico Luigi Terinoni. Speriamo che tutto vada come si spera. Per Luigi Terinoni, per definirlo basta dire il tecnico più vincente del ciclismo laziale. Abbiamo parlato prima con Stefano Pirazzi, gli ha detto che il cinghiale non fa tanto bene la sera a cena. Però Stefano è solo uno dei tanti, Valerio Agnoli e tanti altri che sono affacciati al professionismo. Quest'anno parte una nuova stagione e ci sono dei ragazzi che possono far bene. Sì, in pratica noi partiamo dal campionato italiano che abbiamo vinto l'anno scorso con Luca Sterbini, e quest'anno il fratello dice che lo vuole ecco, sì, vuole bissare il successo del fratello, perché per non rimanere male. Poi abbiamo Valerio Conti che, insomma, l'anno scorso fino a quando noi abbiamo fatto attività vera e propria è stato, penso, il migliore di primo anno, quindi abbiamo 2 ragazzi che diciamo, ecco, puntiamo a fare bene nella stagione, perché anche in prospettiva per il campionato europeo che si svolgerà a Ofida. Poi dipenderà sempre dal nostro amico De Candido se riterrà opportuno convocarli o meno. Insomma, ecco, noi andiamo avanti per la nostra strada come abbiamo sempre fatto, poi sarà la strada a dirci se abbiamo fatto bene o male. Il debutto domenica 13 marzo, sappiamo già dove? Guarda, noi ecco, parlavamo prima con Antonio e con Claudio, vorremmo fare un gruppetto di 4-5 ragazzi per andare a Ponte San Marco a Brescia. Ci siamo stati 2 anni fa quando io ero in Borgonovo. È un percorso che, viste tutte le prime gare della stagione, è quello, diciamo, un po' più impegnativo, e vediamo un attimo, parlate in società per andare lì, ecco. Poi gli altri ragazzi sono primi anni, li lasceremo crescere graduatamente. Vediamo, c'è una gara in Umbria per loro, oppure in Toscana un altro circuito che è un po' più abbordabile.
Io sinceramente vorrei andare a Brescia per fare questo debutto, per vedere anche se abbiamo lavorato bene l'inverno. Bene, Claudio Monticelli, parliamo un po' della stagione invece internazionale che aspetta questi atleti, perché saranno impegnati, e visto che alcuni di loro sono anche nel giro della nazionale, tutto l'anno sulle gare più importanti. Alcune di queste ormai fanno parte della storia del vostro team, la stagione internazionale sarà sicuramente un punto di riferimento per la squadra. Sì, senz'altro faremo il giro delle province in Toscana, poi faremo la 3 giorni aerobica, sempre se ci accettano, e poi le gare nazionali e internazionali di tutti gli anni, come Vertova, Larno, Paganessi, queste gare qui. Alessandro Pizzo per quanto riguarda la categoria esordienti e Carlo Prata per quanto riguarda la categoria giovanissimi, che sono un po' il bacino, il focolare della Guazzolini Coratti. Allora, sugli esordienti cosa ci aspettiamo quest'anno? Sì, quest'anno è un anno un po' particolare perché c'è stata una fusione praticamente fra la squadra Capobianchi e la Guazzolini Coratti, quindi abbiamo messo insieme per il momento 5 ragazzi, speriamo forse di ampliare anche l'organico e di avere ottimi risultati, perché il mio compito è quello di portare questi ragazzi a essere poi pronti per passare alla categoria allievi, quindi abbiamo degli elementi interessanti e speriamo di fare molto bene. Nei giovanissimi invece la parola d'ordine è divertiamoci, quindi com'è il gruppo dei giovanissimi? Il gruppo dei giovanissimi è un gruppo che man mano, passando gli anni, va sempre più ad incrementarsi questa categoria. Per quanto riguarda il G6 abbiamo 3 elementi che possono fare delle cose un po' più avvantaggiate praticamente, per quanto riguarda i risultati che poi verranno nel corso dei mesi passati, da aprile in poi, quando ci sarà l'inizio stagione. E come ha detto lei, praticamente è una categoria che praticamente è sempre per gioco, si inizia per gioco, poi man mano che poi dai G6 in poi esordienti si va sempre più a cattivire anche negli atleti, via, come fase di preparazione e altre cose. Domenico Pecorari, consigliere comunale di Attena, ex assessore allo sport di questa città che davvero ha un DNA sportivo, e quest'oggi lo testimonia che la Guazzolini Coratti, proprio anche con la fusione con la società ciclistica Attena, ha voluto scegliere proprio Attena come posto di presentazione. Sì, questa è una cosa che ci dà onore e ci dà orgoglio. Questa cosa è stata fatta già l'anno scorso, la presentazione ufficiale della fusione delle 2 squadre, alla quale si è visto quest'anno che hanno avuto dei risultati eccellenti, grazie a Lillo Pingarelli e Ettore Pompa, che sono sempre i trainanti di questa manifestazione sportiva che ad Attena ogni anno dà delle grandi soddisfazioni. Negli anni passati, quando ho fatto l'assessore allo sport, abbiamo avuto anche delle manifestazioni importantissime ad Attena, di cui il Master italiano, abbiamo dato 6 maglie tricolore ad Attena e abbiamo fatto 3 giri delle regioni, di cui sia nella partenza che la Rio hanno partecipato i migliori under 23 del mondo. Quindi queste cose dovrebbero essere sempre all'ordine del giorno dell'amministrazione. Ho fatto già appello alla nuova amministrazione che prendessero carico di questi eventi sportivi, perché questo fa che ad Attena venga un'immagine superiore a quella che già abbiamo, perché siamo visti in tutto il mondo. E poi un'amministrazione che viene dopo il Gran Premio della Liberazione che si fa a Roma il 25 aprile, quindi è una cosa collegata che trasmette molta visione ad Attena. E concludiamo qui da Attena con il team manager Simone Coratti. Di questa formazione l'abbiamo studiata in tutti i suoi aspetti, dai giovanissimi agli juniores, passando per gli esordienti e gli allievi. Non manca davvero niente qui. Sì, è vero, abbiamo un organo di ben 31 ragazzi. Sai, le aspettative ce le prendiamo quest'anno sui juniores, abbiamo 2 grandi ragazzi come Conti e Sterbini. Cerchiamo di puntare molto sugli europei, perché sai, purtroppo abbiamo visto che i mondiali sono molto pianeggianti, però puntiamo sugli europei come Conti e Sterbini, vediamo di far bene e cerchiamo di andare avanti così. Senti, ne abbiamo parlato anche con tuo padre, il presidente Umberto Coratti, l'attività che svolgete di alto livello, la rinnovata fiducia del gruppo sportivo Mastro Marco, davvero tanti risultati, la maglia tricolore lo scorso anno. Ecco, ancora una volta c'è da dire grazie, li abbiamo visti qui dietro, tutti questi nomi
che possono dire poco ma che per voi dicono veramente tanto, perché sono quelli che vi sono vicini dal 1° gennaio al 31 dicembre, tutti gli sponsor che vi sono accanto. Sì, è vero, dobbiamo ringraziare moltissimo gli sponsor, perché sai, senza di loro purtroppo l'attività non si può fare, anche perché qui nell'ambito familiare siamo io e mio padre, giustamente. Però dobbiamo ringraziare molto loro e andiamo avanti così, vediamo di far bene.